Allora ringraziamo il dottor Micalettu. Adesso per il secondo intervento l'onorevole Claudia Zurchetu, che è anche medico specialista tra l'altro. Volevo dirvi che in effetti i dati che ha dato il dottor Micalettu sono in effetti dei dati molto importanti. Magari qualcuno in un qualche modo si spaventerà perché non è abituato a sentire queste cose. Buonasera. Vengo sempre molto volentieri a Decino. Io quando penso a Decino penso un po' a questo simbolo della discarica, la discarica che stavano imponendo un po' di tempo fa, una discarica terrificante di rifiuti speciali, in parte rifiuti speciali altamente tossici, quindi incompatibili con la vita ambientale della popolazione. Ebbene, avevano scelto una sorta di paradiso terrestre dove metterla questa discarica, no? Nella piana del Cigerri, super protetta, patrimonio archeologico non di poco conto, però diciamo che c'è stata una reazione popolare molto forte che è riuscita ad oggi un po' a frenarla. Poi bisogna vigilare sempre, perché non si sa mai. Pensando alla nostra povera terra così sacrificata e mortificata, mai nessuno a livello politico si è posto il problema di fare anche una relazione, un rapporto fra costi e beneficio, visto che la terra è molto sacrificata, è condannata a un fortissimo impoverimento, è condannata a un processo di desertificazione irreversibile con queste scelte economiche che sono state fatte in oltre mezzo secolo. Il risultato di questo rapporto è feroce, nel senso che alla Sardegna e al popolo sardo non ne viene niente, anzi peggio ancora, perché quello che viene ha espresso in termini scientifici con estrema chiarezza e quindi con dati scientifici incontestabili le dimensioni di questo disastro sulla salute della nostra gente. Per cui direi che non è quantificabile quel danno. Non solo non è quantificabile, ma da un punto di vista politico, mi riferisco alla classe politica, non ha neanche provato a quantificare, supponendo che la salute possa essere monetizzata. A proposito, mi vorrei inserire su un discorso che ha fatto Vincenzo sui siti di interesse nazionale. Questi siti di interesse nazionale, cioè recente un regalo che il governo italiano ha fatto alla Sardegna sulla Maddalena, cioè come tutti sappiamo la Maddalena è un'area devastata, e quando si è tentato di fare un processo di riconversione da un modello economico di tipo militare a un modello turistico, quindi ecosostenibile ed ecocompatibile, processo che non poteva avvenire se non attraverso le bonifiche. Per cui lì si è consumato veramente un disastro. Adesso io non voglio parlare di truffa perché mi denunciano, se ne prova contraria. La giustizia non ha ancora tratto le conclusioni di questa operazione, però sappiamo bene cosa è successo. Sicuramente c'è stata una fortissima fuga finanziaria, quindi soldi trasferiti dalle casse sarde alle tasche della famosa cricca del G8, e in quell'occasione, senza voler parlare appunto delle patologie che si sono scatenate, il dramma, il disastro ambientale, eccetera, eccetera, ma dove voglio arrivare? Voglio arrivare, io sono un politico e quindi io devo dare una valutazione politica. Che cosa succede? Succede di fatto che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna si sarebbe dovuto costituire parte civile a un processo che vede indagati 18 personaggi della cricca, giusto per fare i nomi comuni, c'è Bertolaso, Anemone, Balducci e così via. C'era un 19° indagato che era un giudice, lui ha patteggiato per diversi reati, dove il reato più gentile era corruzione, favoreggiamento della prostituzione, una fila che non finiva. Questi signori sono stati processati in tutta Italia perché era l'anno dei grandi eventi, il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, quindi ci sono state grandi opere pubbliche ovunque, e il G8 della Maddalena veniva inserito nel contesto appunto dei grandi eventi, per cui dappertutto, siccome ci sono state delle irregolarità e violazioni in tutta Italia, tutti
tutti si sono costituiti parte civile, questo invece non l'ha fatto il Presidente Capellacci, tenendo conto che io ho dovuto fare un'azione giudiziaria, perché quando la politica non risolve i problemi e se ci sono gli interessi di un popolo è brutto, mi sto assumendo una responsabilità pesante in queste dichiarazioni, però bisogna fare le azioni giudiziarie, questo è qui che ha fallito la politica. Per cui c'era stata un'operazione giudiziaria portata avanti anche molto in solitudine col fatto che alla fine il TAR Lazio, visto che io chiamavo in causa una parte del governo italiano che si chiama Protezione Civile, il TAR Lazio alla fine ha condannato questi signori, ha tolto il segreto di Stato, la stampa tace su fatti anche così importanti perché sono di cattivo esempio, non bisogna farli, così è forse. La giustificazione sarà questa. Comunque ci sono stati 3 tentativi di processo a Perugia, sono tutti saltati grazie al cielo per dei vizi di procedura, quindi noi abbiamo ancora la possibilità di costituirci parte civile per i danni dei lavori alla Maddalena, ma il Presidente non l'ha fatto, nonostante la stampa abbia dichiarato che si sarebbe assolutamente, anzi, la consigliera Zunchedo la deve smettere perché lei sa bene che io farò quel che c'è da fare. Però intanto è arrivato il processo, per fortuna saltato, e lui non si è mai costituito. Che succede? Succede che adesso viene rinviato, sarà il 22 settembre, si farà a Roma. Noi continueremo a insistere perché lui si costituisca parte civile per difendere gli interessi e i diritti del popolo sardo, perché la Maddalena è Sardegna. Il problema della Maddalena è il problema di Sarro, il problema della Maddalena è il problema di Ottana, è il problema di Portovesme, cioè dobbiamo dare anche dei buoni esempi. La novità è questa, che il nostro Presidente è stato premiato, gli hanno dato un incarico molto importante perché è diventato niente meno che commissario straordinario, sicuramente gratis, suppongo che lo faccia da volontario, quindi commissario straordinario per garantire e gestire la prosecuzione dei lavori alla Maddalena. Per cui quest'uomo a questo punto si ritrova tirato in ballo con doppia responsabilità, nel senso che si dovrebbe costituire parte civile 2 volte, primo per il popolo sardo e in secondo luogo anche per se stesso, perché lui viene investito di nuove enormi responsabilità. Perché ho parlato di questo e che cosa c'entra? C'entra perché in Sardegna tutte le scelte che si stanno portando avanti all'interno della classe politica vanno tutte in quella direzione. È come se non ci fosse speranze per noi. È un periodo in cui abbiamo preso atto, cioè che il grandissimo fallimento dei vecchi modelli di sviluppo che non hanno garantito nessun tipo di sviluppo ai sardi, anche questa cosa dello sviluppo. Lo sviluppo è stato per altri, è stato per le multinazionali, è stato per società che sono venuti a speculare da noi, anche la Saras e chi più ne ha ne metta. Quindi per noi non c'è stato sviluppo. Come ha fallito quel tipo di modello, non hanno pensato che sarebbe stata necessaria una riconversione seria. Quindi una riconversione che avrebbe dovuto anche garantire occupazione e quindi tutto questo deve passare indiscutibilmente attraverso le bonifiche. E invece di bonifiche non se ne parla e continuano a imbrogliarci. Per cui non si fanno le bonifiche, si continuano a proporre discariche per la Sardegna, importazione di scorie, spesso materiale con contaminazioni radioattive, che noi scopriamo per caso perché non ci sono controlli, gli inceneritori, eppure la Sardegna è stata considerata per il tipo di differenziata che ha fatto nei rifiuti urbani. E invece cosa succede? Che nonostante tutto questo c'è il buon senso vuole che se davvero si migliora la differenziata e dalla differenziata si produce materia prima, per cui tutto deve essere recuperato, e che vuol dire anche attivare un processo occupazionale, perché una volta che noi facciamo una differenziata seria, recuperiamo l'alluminio, recuperiamo il vetro, recuperiamo tutto
materia prima che può avviare un'industria ecocompatibile ed ecosostenibile. Invece no, queste cose poi questi beni ce li portano via. Quindi non si parla di un nuovo modello di sviluppo e il vecchio, perché è vero, sì, il petrolchimico ha creato dei problemi, però noi a questo punto proponiamo altre cose, ad esempio proponiamo la chimica verde a Porto Torres, e anche lì il verde non ha nulla, però non possiamo parlare di tutti questi argomenti che ci porterebbero molto lontano, nel senso che ci vuole una sera per discutere di che cosa sia la chimica verde, che di verde non ha nulla e che dietro la chimica verde c'è il più grosso inceneritore a livello europeo. Qualcuno mi ha detto non è preciso dire inceneritore, e certo, con l'inganno lo chiamano termovalorizzatore, ma è tutto così. Vogliamo parlare di Fruttei? Anche questa è una novità della classe politica, una novità che questa maggioranza ha fatto di recente, e cioè sono stati stanziati per il disastro ambientale di Fruttei, sono stati stanziati di recente, cioè 9 milioni di finanziamenti pubblici, cioè i soldi della nostra gente che sono stati indirizzati a Fruttei per le bonifiche, nel senso che non paga la società che ha inquinato e che è responsabile del disastro ambientale, no? La società australiana è, guarda caso, chi era l'amministratore unico di quella società australiana? Era il nostro attuale presidente, era il presidente Cappellacci. Quindi non si capisce perché anziché fare un'azione giudiziaria forte perché chi ha creato il danno ambientale debba pagare, perché è scritto nelle regole di tutto il mondo, ma questo non vale in Sardegna questo non vale, per cui i soldi della nostra gente, noi abbiamo una popolazione ormai piegata dalla crisi, c'è una disoccupazione che è terribile, che ha toccato veramente come si dice, il massimo storico in questo caso. Eppure no, ancora i soldi pubblici vengono utilizzati in questo modo, quindi 9 milioni vanno agli amici del nostro Presidente con la scusa poi di portare avanti queste ho stampato qualche giorno fa proprio l'indice di tutte le azioni politiche che ho portato avanti il Consiglio regionale. Mi sono spaventata perché ce ne sono circa 800, 900, non lo so più. E la percentuale più alta di tutte queste azioni istituzionali riguardano il nostro ascolta. Cambiare è possibile. Quando ci accusano che noi siamo i soliti del no, anche quello è un grande alibi, cioè ci accusano, ci puntano il dito perché noi facciamo le battaglie per il diritto sacrosanto a vivere in un ambiente sano e ad essere sani. Perché è inutile che noi medici ci occupiamo della salute dell'individuo, non basta più, cioè la salute dell'individuo non può prescindere dalla salute dell'ambiente. Per cui che cosa sta succedendo? Sta succedendo che di fronte al fallimento della classe politica si stanno mobilitando, noi partecipiamo ad assemblee molto partecipate dalla cittadinanza, arriviamo nei comuni più sperduti della Sardegna, quindi con una popolazione molto ridotta, e le assemblee sono molto partecipate. Questo succede di sabato, succede di domenica, succede di sabato sera. Vuol dire che la gente sta acquisendo consapevolezza e si sta mobilitando perché la classe politica va cambiata. Necessariamente dobbiamo fare questo, ma non solo i cittadini. Quando io ho visto mobilitarsi i medici nel mondo, e si sono mobilitati anche i medici ISDE, di cui anche io faccio parte, fra l'altro, il nostro presidente Vincenzo Migaretto, e si stanno mobilitando per necessità. Qui in Sardegna stanno crescendo tantissimo perché si devono mobilitare i medici per salvare il nostro ambiente. Noi purtroppo sui discorsi dell'elettricità è successo che praticamente con questa 14ª legislatura, attraverso le intercettazioni telefoniche siamo venuti a sapere non solo quanto il Presidente voglia bene al popolo sardo, perché le intercettazioni hanno parlato chiaro, sono emerse anche questioni di disprezzo che non è bello.
ma sono emerse anche tutte gli intrecci con la malavita in campo energetico. Cioè qui c'era tutto il discorso dell'eolico, che stavano curando le mafie e che continuano a voler curare le mafie. L'altra accusa che ci fanno è che, innanzitutto, una precisazione: la Sardegna tutt'oggi non è dotata di un piano energetico, che è determinante, perché il piano energetico detta le regole e tutti si devono attenere alle regole, ma il piano energetico non esiste perché deve essere funzionale al Far West in campo energetico. Le poche regole che esistono vengono comunque lo stesso trasgredite. Esistono principi ed esiste una normativa internazionale, ad esempio il principio di precauzione, che non viene applicato. Il principio di precauzione prevede che in caso di sospetto di disastro ambientale, basta il sospetto, anche se non ci sono prove scientifiche, che tutto deve essere bloccato. Da noi questo non lo applicano nella militarizzazione del territorio, che grazie al cielo anche lì già siamo a posto, e non lo applicano per quanto riguarda invece i disastri prodotti dall'industria, e ancor meno vogliono prevederlo rispetto a tutto quello che vogliono fare. Adesso anche Saras. Ma non è pensabile che la Saras, che a distanza di 50 anni, quasi 60 anni di devastazione del territorio, è responsabile della cattiva salute dell'aria di tutto il Golfo di Cagliari, perché Saras non è solo San Rocco. Saras è Cagliari, Saras è tutto il Golfo. Ma non è bastato far ammalare l'aria, non è bastato devastare il territorio, che adesso Saras decide di sconvolgere il sottosuolo. Ma noi non possiamo permettere questo. E supponiamo che ci fosse davvero il metano, a parte il fatto che tutte le indagini geologiche che sono state portate avanti, non c'è un'indagine, che asserisca che ci siano questi depositi di metano. Ebbene, se ci fossero, di chi sarebbero? Sempre dei Moratti? E poi domanda: è davvero tempo di metano questo? Quando a noi il metano serviva, e guardate, ci sarebbe servito 30 anni fa, anche 25 anni fa, quando l'industria, la maledissima industria, aveva bisogno comunque del metano, ce l'aveva tutta Italia più o meno, l'avevano negato a noi sardi. Allora ci serviva. Adesso che non ci serve più, però ci propongono grandi opere di speculazione, di sconvolgimento territoriale, perché stravolgere il sottosuolo vuol dire mettere a repentaglio la salute e la vita delle cittadinanze, e l'economia dove le mettiamo? Arborea, come facciamo? Ma tutto è perché tutto il Campidano, che è a vocazione rigorosamente agricola, sarà vocazione turistica. Come si può distruggere le uniche attività fiorenti che la Sardegna vanta ancora? Le devono sacrificare sull'altare dei Moratti. A me mi dispiace fare anche i nomi, però sono talmente importanti che li conosciamo tutti e li conoscono a livello mondiale. Non è più tempo di metano. Bisogna capire che cosa c'è dietro questa grande storia del metano. Forse c'era il Galsi, che era la devastazione, perché il Galsi era il gas d'oro della Sardegna, doveva trasportare il metano al nord Italia, e diceva anche la finanziaria della regione autonoma della Sardegna, la finanziaria dello scorso anno, l'hanno scritto in termini chiarissimi, era come comma 1 dell'articolo 3 della finanziaria, dove si diceva che in materia di finanziamento alla società privata Galsi, che sarebbero partiti, se destinati 150 milioni di soldi della nostra gente, e questa è stata un'operazione molto trasversale. Io ho fatto una battaglia in aula, è durata giorni. Poi alla fine in 9 abbiamo votato contro, perché se no ero destinata ad essere totalmente sola. Eravamo talmente ricretiniti
come sardi che eravamo pronti a comprarci una servitù di passaggio facendoci non era prevista nessuna rete di distribuzione per i comuni, quindi se non era prevista il passaggio del tubo dorsale significava una cosa, una servitù di passaggio con tutti i rischi del caso che non voglio star qui a citare. Dico che non è più tempo di usare l'energia in quel modo, cioè mentre il problema energetico in tutto il mondo detta praticamente gli equilibri della geopolitica proprio a livello mondiale, in Sardegna per noi è come se l'energia non fosse una cosa importante. La nostra autonomia, se noi non abbiamo la sovranità energetica, noi saremmo destinati a scomparire, a impoverirci sempre di più, a contare sempre di meno e ad essere sempre più dipendenti dalle scelte dei poteri forti. Le famose intercettazioni evidenziarono le relazioni fra le collisioni fra il sistema politico sardo e i poteri forti. Non hanno messo in galera nessuno perché non hanno fatto in tempo, sono stati scoperti troppo presto. Per cui abbiamo un problema di sovranità energetica, noi dovremmo ripartire da questo dato, smetterla, cercare di dare una svolta, gestire democraticamente l'energia. Non è vero che noi non abbiamo idea, solo che ci accusano che diciamo no. Noi diciamo no, ma diciamo sì a una gestione democratica di tutte le energie, delle fonti rinnovabili. Perché anche lì c'è stato un inganno quando hanno creato confusione con le energie alternative. Le energie alternative non è lo stesso concetto dell'energia rinnovabile. Nelle energie alternative dove volevano portarle? Sbaglio, volevano portarle qui da noi. Per cui io adesso mi scuso se ho fatto questo discorso generale, l'ho fatto anche per stanchezza perché se non vedo sempre in giro. Quello che io voglio dire è che noi abbiamo un progetto energetico serio, ce l'abbiamo e lo vogliamo, ci batteremo per portarlo avanti, un progetto partecipato e condiviso da tutte le collettività sarde perché l'energia può essere gestita così.